ufficiale alla provincia di centrodestra, PD e altre alleate. No, mi sorprende perché è giunto il candidato ufficiale, che ce n'è uno ufficioso. Probabile, è il candidato. Ce n'è uno ufficioso, è il candidato, tra l'altro il candidato che unisce ed è il candidato che guiderà questa provincia proprio perché sostenuto da tutto il centro-sinistra con questa anche condivisione di progetto e di personale politico con gli amici del nuovo centrodestra con i quali, come penso anche altri avranno detto, ci sono già state e ci sono esperienze di governo dei territori, quindi penso che ci siano le condizioni necessarie e sufficienti perché questa coalizione così allargata possa continuare a guidare così come faceva in passato la provincia, con la consapevolezza dei problemi che attanagliano il nostro territorio e quindi con la forza dell'impegno, del sacrificio e delle capacità anche di produrre idee e programmi che caratterizzeranno il Presidente Bruno e tutti quelli, a cominciare dal sottoscritto, che lo sosterranno. Ecco, Rifondazione però ha aggiunto che non si può più parlare di centro-sinistra. E dobbiamo fare un ricapitolo delle puntate precedenti per capire anche se sono concetti geografici, se sono concetti invece di carattere programmatico, strategico. Qualche volta io ho difficoltà nell'interpretare quello che si dice per slogan, ma sono sempre disponibile, come ho sempre fatto, a confrontarmi e a mettere a punto programmi e strategie. Io non dimentico mai di essere stato l'unico sindaco ad avere dato in Ostuni un assessorato a Rifondazione Comunista, per aver raccolto per strada le firme per farli presentare alla lista, quindi nel mio curriculum c'è anche questo impegno mal ripagato, devo dire.